È interessante che Gesù costringe i discepoli a salire su quella barca e attraversare il lago di notte, quando in realtà lui non sale su quella barca, lui va in disparte a pregare e lascia soli i discepoli. E i discepoli li deve costringere per forza perché hanno paura ad attraversare quel lago di notte, perché sanno che durante la notte si può scatenare benissimo una tempesta. E infatti è quello che succede, arriva la tempesta e Gesù arriva quando stanno proprio nel bel mezzo della tempesta. E che succede? Succede che non lo riconoscono subito, dicono che è un fantasma. Tant'è vero che deve intervenire Pietro e sfidare per vedere se è veramente Gesù in carne e ossa oppure no. Lui sarà quello coraggioso che scenderà dalla barca e camminerà sulle acque. Ma perché? Serve veramente coraggio quando c'è quella paura della tempesta e delle onde? E no, perché in realtà Pietro poi affonda. In realtà non serve il coraggio è qualcosa che aiuta, ma non è la cosa indispensabile, non serve il coraggio. Il contrario della paura non è il coraggio, il contrario della paura è la fede. È la fede quella che fa la differenza. Tant'è vero che Gesù dirà: perché avete paura, gente di poca fede? Perché non hai creduto, Pietro? Allora chiediamo proprio questo, che sia la fede la nostra discriminante essenziale nella nostra vita.